Buongiorno a tutti ragazzi, sempre belle notizie su belle notizie, tanto per scherzare. Stavolta l'uragano Umberto si sta dirigendo verso l'Europa, è diretto verso le isole britanniche, ma poi anche in Italia. Quindi diciamo che vedendo la traiettoria di Umberto possiamo pensare che potrà arrivare benissimamente anche in Europa. In effetti, alla prima previsione si prevede che possa arrivare sulle isole britanniche, però il grafico in effetti mostra che potrebbe spostarsi anche sulla Spagna, quindi arrivare direttamente anche in Italia. Non credo proprio in Italia nel senso che arrivi proprio lui, ma che possa portare una conseguenza dovuta, diciamo, ai suoi eventi, alla sua forza. Ricordiamo ragazzi che Umberto è ancora categoria 3 e sta camminando. Stavolta ha passato le Bahamas ed è destinato ragazzi a non rimanere vicino alla costa, ma attraversare tutto l'Oceano Atlantico. Quindi man mano credo che questo prenderà forza sulle acque ancora calde, diciamo un po' dappertutto. Quindi Umberto a partire da stamattina camminerà davvero sulle acque, nel vero senso che non toccherà terraferma per adesso, quindi dovrebbe arrivare sulle isole britanniche 23-24 settembre, quindi in Europa. Quindi non, diciamo, non colpirà da Danimarca oppure Canada, no, perché ha cambiato proprio direzione. Ciao Rosa. In effetti lui sta camminando sull'acqua, in effetti sta sull'Oceano Atlantico, in effetti. Quindi diciamo che sta sul mare, rimarrà sul mare fino al 23-24 che dovrebbe colpire le isole britanniche. Quindi diciamo che deve arrivare lì, però sulla cartina geografica in effetti ci sono varie diramazioni. Può colpire o la Spagna e la Francia o salire sopra verso le isole britanniche. In effetti ci sono due o tre variazioni di che cosa, diciamo, di come si può evolvere la situazione. Quindi diciamo che adesso sta nel cuore dell'Oceano Atlantico e sta risalendo l'oceano da sud-ovest verso nord, quindi diciamo si sta allontanando, ciao Lobavocatelle, dagli Stati Uniti. Quindi dopo ha toccato le Bahamas, l'uragano si dirige verso l'Europa, dove diciamo potrebbe arrivare la prossima settimana, cioè oggi è giovedì, dovrebbe arrivare in Europa. Ciao Adriana, lunedì 23 e martedì 24 settembre sulle isole britanniche. Diciamo che potrebbe un po' rimescolare un po' tutta la situazione in Europa, quindi spostando l'asse dell'anticiclone previsto nel Mediterraneo a fine mese in effetti, e quindi lasciando di nuovo un peggioramento sull'Italia nella terza decade del mese, anche se comunque ci manca ancora molto ragazzi. In effetti oggi ne abbiamo 19, quindi altri 5 giorni finché arrivi qua martedì 24, quindi sì, sì, guarda, è strano che in effetti l'uragano ha cambiato proprio direzione il lato opposto degli Stati Uniti, quindi adesso sta proprio sull'oceano e sta arrivando dritto dritto sull'Europa. Mo' dipenderà da come, diciamo, se aumenterà di categorie, se rimarrà uguale, che cosa troverà sulla strada. E in effetti la regola è che dovrebbe colpire le isole britanniche. Però nel grafico, diciamo quello meteo, fanno vedere molte diramazioni. In effetti fanno vedere la Spagna, poi la Francia, poi le isole britanniche. Quindi in effetti queste sono le tre opzioni dove Umberto, diciamo l'uragano, potrebbe arrivare tranquillamente. Di certo non arriverà a categoria 5, non credo, non voglio crederci,
però comunque influenzerà la situazione meteo sia in Francia, in Portogallo, in Spagna, in effetti in Italia e nelle isole britanniche, in effetti diciamo a fine mese era previsto diciamo, un anticiclone, nel finale del mese avevano detto bel tempo, ma mi sa che con l'arrivo di questo Dorian il finale del mese sarà influenzato diciamo, da questo qua, da Umberto, perché anche se non arriverebbe, diciamo, su Spagna oppure su Francia, in effetti comunque influenzerà a finale l'Italia, quindi ciao Daniele, quindi a finale comunque il suo influsso arriverà. No, ti dico la verità, qua è sereno. Qua proprio è una maledizione oramai. Piove, piove e poi mai nulla. Ieri avevo guardato sul cellulare, stavano lampi tuoni. Ho detto vabbè, allora piove, ho detto. Poi il ragazzo Marco che voi mi ha mandato un video breve, faceva davvero paura. Lui sta a Pavia, a Piacenza voglio dire, ma faceva proprio paura. Mi ha mandato su un messenger proprio un maltempo esagerato, ho detto tipo da film horror. Quindi ho detto vabbè allora arriverà pure qua, ma che stamattina pure ci stai sole, qua proprio. Secondo me dobbiamo aspettare Umberto qua per fare un po' di diciamo freddo. Vabbè ragazzi, io vi terrò aggiornati, in effetti questo uragano si dirige verso l'Europa. Ora è categoria 3, rimarrà sull'acqua, quindi non toccherà più gli Stati Uniti né il Canada, quindi si dirige verso l'Europa. Quindi la direzione per ora, per come sta camminando, è le isole britanniche. Quindi ci sta la possibilità della Spagna e della Francia, quindi sono tre le possibilità. In effetti la prima è quella là ufficiale che colpirà le isole britanniche 23 e 24 settembre. Quindi poi può cambiare tutto ragazzi, quindi può colpire la Spagna e quindi l'Italia, può colpire la Francia e quindi anche l'Italia, quindi il cambiamento appunto come ho scritto io, perciò ho fatto il titolo Il clima è impazzito, in effetti è così ragazzi, il cambiamento climatico ha causato tutto ciò, perché prima gli uragani ragazzi morivano, nascevano lì e morivano lì, detto napoletanamente, no? Però vedete ora camminano tutto l'oceano e arrivano addirittura in Europa, quindi diciamo che il clima, come ho detto io, è impazzito. Quindi diciamo che grazie pure qua, avete mal tempo, ma proprio qua il tempo è proprio, non dico che fa caldo, però è una giornata piena di sole. Cioè non ci sta quella cosa fosa, però ci sta il sole. Bah. Ieri il mio cellulare l'ho guardato, vedeva nuvole, temporali, ho detto, boh, domani è tempesta. Bah, io devo scrivere, devo mandare un'email a quello del meteo. E dico basta ragazzi, non vi dovete drogare più, basta. Perché non può essere che ogni volta che faccio, vado a vedere il cellulare. Questo è domani pioggia a Salerno, poi ti alzi la mattina e mi pare Ferragosto. No, avvocato è proprio pazzesco, guarda, ma guarda, ci sta guarda sul cellulare mio, che è proprio una cosa pazzesca. Cioè, io papà ha detto che tempo fa domani, che scendo presto a lavorare. Ho detto papà, non al mattino mettiti qua qualche cosa di pesante ancora. Sì, sì, anche il 3B è uguale, guarda, Daniele, li ho provati, guardi, proprio tutto. Bel tempo, Eufrasia. Possiamo andare a mare tranquillamente. Ragazzi, qua non si tratta di 3B, Medio T, il Medio T, il Medio Web, sono tutti uguali, io li guardo tutti. A Piacenza, ragazzi, mi ha mandato un video, ragazzi, mi pareva il film di paura, tipo l'esorcista, quando incomincia che salgono le scale, ma pioveva, faceva dei lampi esagerati, ho detto, ma dove stai? Proprio una cosa esagerata, questo ragazzo mi ha mandato, Giuseppe, qua sta prendendo il filo del mondo, ho detto, fammi, mandami un video a volo. Ha fatto un temporale lì, mi parevano, sai, le foto che si scattano ogni secondo.
Ho detto un culo, Egitto, e chi sta a fare? Fai attenzione, Egitto, state d'accordo, Egitto. Proprio una cosa che io ne ho visti di temporali, ma quello che mi ha mandato questo ragazzo di Piacenza faceva, ho detto vabbè, allora domani pure qua secondo me si sposterà, ma che? A noi proprio ci ha schifato proprio a noi. Guarda, il Sud Italia è inutile, proprio stiamo in Africa, come dico io. Vabbè ragazzi, quindi aspettiamo, mo come diceva la corriera che voleva il tornado, l'uragano sulla testa, avvocato ieri là. Mo arriverà, può darsi che arriva a Venezia, come dice lei, e così si rende conto che i cambiamenti climatici esistono. No, mi ricordo che uno commentava, io mi nascondo sotto al letto, una cosa così. Voglio vedere se arriva l'uragano e se ti nascondi sotto al letto. Oramai ragazzi, il tempo più passano i giorni e più... Caina è vero, bravo, sì, sì, eh. Voglio vedere, a Venezia si porta a Venezia, si deve mettere sulla gondola e deve salire in cima. È da fare tipo Arca di Noè. Quindi, guarda, per ora, Daniele, loro hanno fatto solo questa proiezione, in effetti dovrebbe colpire le isole britanniche. Poi ci sono altre due opzioni che dicono che possa colpire la Spagna e la Francia, quindi in effetti sul modello meteo che io ho davanti vedo proprio Umberto, diciamo così, che cammina tutto l'oceano Atlantico, poi ha delle diramazioni, in effetti può andare alle isole britanniche, può andare in Spagna e questa è la Francia, e sotto la Francia ci siamo noi. Ma guarda, secondo me non lo so se in Italia può fare un uragano, poi non mi meraviglierei più di nulla, guarda, è la verità. Diciamo che la maggior parte, ragazzi, gli uragani, quelli che devono fare attenzione, sono quelli che stanno sulle coste, tipo come me a Salerno, che io ho il mare di fronte, quindi diciamo che la maggior parte, quelli che sono più a rischi sono le coste, in effetti, quindi immaginiamo le coste della Calabria, la Sicilia, la Sardegna, diciamo, oppure dall'altra parte ci sta l'Adriatico, in effetti, anche se sull'Adriatico è molto più difficile. Poi ci sta il Friuli Venezia Giulia, diciamo ci sta Genova, in effetti ci sta poi Lazio, Toscana, quindi diciamo queste le coste diciamo dell'Italia sono a rischio. Già più internamente l'uragano si sa quando tocca terra perde forza. Quindi diciamo che se si forma un uragano da noi ragazzi sono sempre le coste diciamo a risentirne, quindi è sempre quello il problema. Già se stai internamente, ti faccio un esempio, tipo in Umbria non arriverebbe, o tipo nel Molise non arriverebbe, perché sono aree più interne, diciamo, quindi diciamo che io dovrei spostarmi nel lato interno di Salerno e stare tranquillo, ma qua io sto proprio vicino alla costa, cioè se mi affaccio vedo il mare, quindi quando ci mette ad arrivare? Nulla. Vabbè, la verità se in caso dovrebbe arrivare tipo un uragano a Salerno e so che viene a colpire, che ne so, le coste di Salerno, io me ne vado direttamente. Nel senso che vado dall'altra parte dell'Italia, in effetti, vado sul lato Adriatico, quindi mi sposto direttamente, in effetti, non è che ci penso più di tanto. A volte la gente aspetta e dice vabbè non succede nulla, non succede nulla e poi succede puntualmente il guaio, quindi io sicuramente se sto in Campania ti dico la verità, la destinazione me ne vado in Molise, tranquillamente. Un giorno se so che domani mattina, che ne so, arriva questo tipo uragano, io prendo l'auto e me ne vado in Molise. Quindi in effetti, come si dice, prevenire è meglio che curare, quindi mi piglio quattro panni e me ne vado. In effetti ci sta il Lazio, la Toscana, sta la Liguria, il Rischio, poi ci sta il Friuli Venezia Giulia, Veneto, in effetti. Quindi diciamo che l'Italia, ragazzi, è tutta costa, in effetti, quindi se arriva un uragano fa un macello da noi.
anche perché l'Italia è molto più piccolina rispetto agli Stati Uniti, quindi se quello cammina a 85-100 km orari farà tutta l'Italia in breve tempo, quindi è meglio che non vai, anche se ragazzi bravi, è molto difficile che un uragano colpisca l'Italia o si formi sul nostro mare, però visto e considerato che i cambiamenti climatici, ragazzi, sono davvero all'ordine del giorno, non si capisce più niente più davvero, non mi meraviglierei se un giorno capiterebbe anche all'Italia, anche perché fateci caso, come molti scienziati parlano, l'Italia, diciamo, si sta tropicalizzando, in effetti si sta avendo un clima più tropicale che, diciamo, che come l'avevamo diciamo, nei famosi anni 80, che ci stava questo anticiclone della Azzorre che giustamente regolava l'estate, l'inverno. Oramai il clima è impazzito, ragazzi, quindi non mi meraviglierebbe se succederebbe un giorno, quindi dobbiamo aspettarci che prima o poi accada pure a noi, anche perché non vedo segni di miglioramento, quindi ma vedete tutti questi uragani si stanno dirigendo verso l'Europa, quando mai poi negli ultimi 40-50 anni c'era stata una cosa così, che io sono andato a controllare, non è mai accaduto che un uragano partisse da sopra Cuba e arrivasse in Europa, ragazzi. So chilometri e chilometri, ragazzi, non è che stiamo parlando di 1000 chilometri, quasi si parla di 4-5 mila chilometri. Cioè questo fa mezzo mondo per arrivare sull'Europa. Purtroppo siccome sta sull'acqua non perde potenza, anzi la può acquistare se incontra acqua calda sul suo cammino, tempeste, maltempo, quindi diciamo ci sta anche il pericolo che potrebbe anche aumentare, figuriamoci. Diciamo che siamo messi proprio male, ragazzi, questa è la verità nel senso della parola. Speriamo che questo Umberto non arrivi in Italia, ma anche se non arriverà in Italia, ragazzi, porterà, come hanno detto i meteorologi, ma no questi qua che fanno il meteo, diciamo così, gli scienziati, comunque alla fine porterà delle conseguenze in Italia, in Spagna, in Francia, in effetti conseguenze nel senso di forte maltempo, questo è, non è che conseguenze chissà che poi ragazzi può cambiare la sua direzione, questa è un'altra cosa, quindi mo o arriva indirettamente o arriva direttamente, qualche cosa arriverà, quindi aspettiamoci, se va bene bene, un bel maltempo forte, intenso, se poi va a male ragazzi allora stiamo fritti, quindi questo è il succo diciamo della storia. Vabbè ragazzi, mi vado a fare un caffè alla salute di Umberto. Vado a fare Umberto 2, mi faccio il secondo caffè perché il primo non è bastato. E ci mettiamo in moto per per questa giornata. Ciao Stefano. Quindi ragazzi, attenzione a Umberto. No, io l'ho fatto già un caffè, però ne desidero proprio un altro, quindi mi devo drogare, mi devo fare un altro caffè. La prossima volta mi faccio una bella flebba, metto il braccio così il caffè scende un po' alla volta. No, no, la verità no, pure così, a me piace il caffè bello, bello, già ho fatto una bella tazza di Kimbo, adesso ne faccio un'altra. E poi devo pensare che dobbiamo mangiare oggi. Oggi un altro sempre a pensare che c'è da mangiare. Francesco sta a dieta, quindi non possiamo dire, anzi mo starà lavorando sicuramente. Oggi sicuramente le carote, lesse e pollo a dette ieri sera, quindi stiamo per... Alessandro secondo me sta ancora attaccato alla forchetta perché non lo sento più. Sì, sì, ha detto che deve perdere 5 kg e quindi sta pollo e carote lesse. Sì, sì, pure io oggi voglio aiutarlo a fare la dieta. Sì, sì, mi sono svegliato, non dire no, un'ora fa. Sì, sì, Alessandro sta dentro il frigo ancora. L'ultima volta che ho parlato di mangiare, ho detto, mo vengo. Poi non l'ho sentito più, è scomparso. Secondo me, o questo è rimasto incastrato nel frigo, o non lo so, sta ancora attaccato alla forchetta.
in effetti ragazzi, dopo da Francesco durante la diretta di Francesco, proprio perché voglio aiutarti a fare la dieta insieme a te, oggi faccio una bella lasagna e un po' di parmigiano. Sei in casa stato? Ma quella Alessandro ha detto che lui è snello, no? Allora mangia e mangia, è rimasto incastrato ma non è frigorifero. Quindi adesso deve dimagrire per uscire fuori. Francesco invece lo vede proprio. E vabbè, ma rispetto a noi sono ragazzi, avvocate. Qua non dico che siamo vecchi, no, però abbiamo passato la quarantina, io ho 43. Tu sei, vabbè, tu sei molto più grande di me, o no? O sient? E vabbè, stiamo là, io 43, io devo fare 44, tu 47, stiamo là. Alla fine pure io a 20 anni avevo un fisico, ragazzi, che fino a 23-24 anni era una lice salata, poi la lice si è persa e anche salata. Pure io da giovane a 23-24 anni era perfetta. Ma purtroppo non dream sempre 23-24 anni. Il tempo cambia, avvocate, ci stiamo facendo vecchi. Anche se, devo essere sincero, la testa è sempre quella lì, dice 20 anni fa. Quindi a capo è quella là. Anche se il corpo giustamente non è più quello di una volta, nel senso esteticamente, però se devo dire che sento gli anni, no. Cioè, io quello che facevo a 20 anni lo faccio, tengo la capa storta, lo faccio anche mo', quindi in effetti non è cambiato nulla. In effetti è cambiato che la pancia è cresciuta, quello sì, però che me ne importa. Pure io, è una vita che faccio la dieta, perdo chili, metto, faccio tipo un ascensore. No, guarda, io per stare bene, sinceramente lo dico, 20 kg io sto, diciamo, perfetto. In effetti io sono grosso dappertutto, spalle, piedi, muscoloso, quindi a me quello che più mi inguaia è un po' la pancia, in effetti, poi fisicamente sono grosso proprio. Quindi diciamo quello che deve perdere, se mi tolgono la pancia sto a posto. Quindi diciamo che come tutti, ognuno poi ingrassa in un punto determinato, cioè chi mette diciamo i fianchi, chi mette il culo, chi mette la pancia, e ognuno poi ingrassa in modo diverso. Le donne diciamo più sono quelle il bacino e il posteriore, invece l'uomo la pancia. E purtroppo questo è statisticamente provato. Diciamo, se vedi gli uomini, se ingrassano la pancia. Se vedi le donne ingrassano i fianchi, diciamo, il posteriore. È sempre stato così, non puoi cambiare la vita. Vabbè, ma che ce ne fotte, ragazzi? La vita è una sola, quindi viviamola bene, quando è finita è finita. Vabbè, se uno sta male di salute, allora fa la dieta, come dico io. Uno sta male di salute, per motivi di salute uno la fa pure, e vabbè, ci sta. Però ringraziando Dio, la salute ci sta, quindi. Sì, ma guarda, io frase, io quando ho fatto la dieta, guarda, io ho perso, te l'ho detto, io ero, quando ero? 110 kg, ma 4-5 anni fa. Sono arrivato a 70 kg, quindi ne ho persi 40 kg, quindi si possono perdere. Ero diventato magro, si può dire. Però come io ho messo di nuovo a mangiare, guarda, io l'ho rimesso un'altra volta. Quindi diciamo ora peso 100 kg, quindi io mi accontenterei adesso di perdere 20 kg. Anche perché sono alto 1,68 m, quindi dovrei pesare 70 kg al massimo. Voglio metterci 10 kg in più, 80 va. Quindi diciamo che il mio peso ideale sarebbe sugli 80 kg. Cioè peso normale che se non sei né magro e né grasso. E io purtroppo sto ingaccendo, quindi sto molto di più.
Sì, sì, è per la salute, sì, non si mette in dubbio, anche se io sono fissato un po' per la salute, prendo l'ascorbato di potassio, vitamina C, queste cose qua, no, io su questo ci tengo molto, in effetti, quando cucino a mettere queste spezie che fanno bene, come l'aglio, la cipolla, tutte queste, diciamo, spezie che fanno bene. Prendo l'ascorbato di potassio per le malattie, quelle là più, diciamo, per rafforzare, diciamo, le difese immunitarie, la vitamina C. Questo sì. Vabbè, ma il metabolismo cambia pure, quindi a 20 anni, a 30 anni, a 40 anni cambia, quindi... No, vegano no, non posso diventare vegano, è impossibile quasi. Non ci riesco, ma no, per tutta la buona volontà vegano, io sono sempre stato... La carne mi è sempre piaciuta tanto, quindi non posso diventare vegano. Sì, sì, mo ti dico una cosa, io sul pomodoro all'insalata metto curcuma, olio d'oliva e pepe nero, perché so che il pepe nero lega bene con la curcuma, con l'olio d'oliva, quindi viene più assorbito, diciamo, dal corpo umano. No, io su questo Eufrasia, come te, che so che tu sei, lo fai proprio di mestiere, io sono preparato su queste cose, in effetti lo so che la curcuma in effetti va messa col pepe nero, olio di oliva, proprio per farla assorbire migliore dall'organismo. Poi ogni tanto faccio la radice di zenzero, in effetti, quindi faccio una tisana di zenzero. Diciamo che mi guardo un po'. No, so che Eufrasia a livello di erbe, queste cose qui, non è, diciamo, dottore, però lei, diciamo, nell'ambito, diciamo, tipo erboristeria, una cosa così più o meno, so. Quindi conosce le erbe, queste cose qua, tipo aloe vera, queste cose qua comunque, Eufrasia. Una volta mi ha scritto e mi ha detto questa cosa qui. Quindi lei si occupa di questo in effetti, quindi conosce curcuma, zenzero, le bacche di goi, tutte queste cose aloe vera. In effetti sono cose che fanno bene all'organismo, in effetti, quindi diciamo che io mi tengo informato in effetti, quindi cerco di avere, anche se mangio male, lo so, in effetti non è che mangio male, è che mangio tanto, questo è il problema. Però mangio pulito, in effetti non mangio molti grassi, non mangio fritto. Che ne so, posso dire faccio pasta e patata bollita, non la faccio friggere o fritta, però invece di mangiarmi 100 grammi me ne mangio 200, questo è il problema. Il problema mio non è che io mangio, diciamo, grasso oppure fritto, no, io mangio pulito, però ne mangio troppa quantità, questo è il problema. Quindi perciò anche le mie analisi stanno bene perché anche se sono, diciamo, abbastanza cicciottello, però io mi mantengo pulito sul mangiare. In effetti carne di pollo, carne, diciamo, priva di grasso, non fritta, partiamo da questo, sempre bollita. Quindi pasta e fagioli non la friggo, pasta e patate non la friggo, il pomodoro lo faccio bollito. È vero, a volte la domenica, giustamente, facciamo il ragù, quindi quella è una bomba e vabbè. Però per il resto della settimana mangio normale, cioè non mangio fritto, tipo queste cose qua, patatine fritte, queste cose qua a me non mi piacciono proprio. Io preferisco, che ne so, farmi una bella bistecca, una fetta di carne arrostita con l'insalata, mi fa felice a me. Però giustamente non è che mangio una bistecca di 80 grammi, eh. Partiamo che una bistecca di carne a me peserà 200 grammi. Quindi non è che io mi faccio la fettina di carne. Quindi perciò ho detto che il problema è la quantità. Quindi questo è il guaio. Quindi diciamo che mangio molto, molte quantità, anche se sono pulite,
in effetti senza friggere, senza grassi e senza tutte diciamo queste schifezze. Non bevo roba gassata a livello Coca-Cola, aranciate, no. A me piace molto l'acqua frizzante, quindi io compro acqua frizzante per casa, però se devo essere sincero, aranciata, Coca-Cola, no, no, non sono amante. La mattina il guaio mio è che non faccio colazione. No, la Ferrarella mi piace, però io dico la verità, qua compro qua al sud, perlomeno ci sta la Sveva e ci sta l'acqua toca, che sono molto frizzanti, in effetti perciò mi piace. La Ferrarella non mi piace perché dopo un po' si sfiata, come dico io, non mantiene quel suo, diciamo, quella cosa frizzante. La Ferrarella come la apri dopo 2 ore, mi pare acqua strana. Sì, anche goccia di carne, sì, in effetti sì. Però la Ferrarella come la Gaudianiello perdono quella loro bella, quando la apri è bella. Però se dopo la metti in frigo e la vai a bere dopo 2 o 3 ore, ha perso tutto quel suo gusto bello. Sì, sì, la conosco, sì, sì. Qua ci stanno un sacco di marche di acqua frizzante. La Ferrarella è bella, però quando vai al ristorante, tipo quella là da 1 litro, quella nella bottiglia di vetro, quella tu la bevi lì per lì, quindi non te ne accorgi, quella è ottima. Poi, quella là a casa, se la porti, ragazzi, il tempo di aprirla, se la bevi dopo 2 ore, come dico io, mi pare scemo l'acqua, pare che ha perso tutto quel suo, sa, tutte quelle sue bollicine famose. Mi pare acqua scema, come la chiami. Quindi compro più altre marche che mantengono la diciamo la loro frizzantezza e non la Ferrarelle, Cataniere, che sono marche rispettabili, però che devo dire, mi pare che quando la apri dopo un po' perdono la loro bellezza. Vabbè ragazzi, vi saluto, ma caffè caffè, bello bicchiere d'acqua frizzante e ripartiamo. E ma pensa che ci abbiamo mangiato oggi. Ciao ragazzi, ci sentiamo dopo. Vediamo qualche altro qua, è sempre succede qualche cosa, quindi sicuramente ci sentiremo fra poco.